Oggi per un'azienda dotarsi di un customer care è un passaggio quasi obbligato, comunque è un passaggio importante, lo deve prevedere. La sua strutturazione dipende naturalmente dal tipo di settore, di prodotto che va a distribuire e dal target con cui si relaziona. È evidente che per capire se strutturare un customer care o dotarsi comunque di uno strumento o di una divisione di questo tipo e come strutturarlo dipende dalle caratteristiche dell'azienda. Quindi il consiglio che noi diamo è sempre quello di fare una fotografia, una rilevazione per capire effettivamente quali sono i nostri punti di forza e di debolezza rispetto al mercato, così come sono percepiti dal nostro cliente. Quindi diamo voce al nostro cliente per capire effettivamente come percepisce l'azienda, di che cosa avrebbe bisogno e quindi matchare queste informazioni con la strategia che l'azienda sta portando avanti e capire effettivamente serve oppure no costruire e diciamo creare un customer care e se serve come lo dobbiamo fare, a partire sempre dalla voce del cliente.